Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del Marietto Veneziano. Oggi sono qui con voi e vi ricordo che se volete fare una domanda, nome e data di nascita, è una domanda che abbia dei punti di riferimento, si può collegare con le Sibille, perché alcune volte fate delle domande troppo generiche ed escono delle Sibille che il Marietto non sa come gestire. Ma prima di iniziare vi ricordo che il Marietto Veneziano con il Legard hanno due gruppi, se non tre, che gestiscono. Uno è Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, siamo più di 1800. Poi abbiamo i Casti Sacerdotali, che è stato il primo che il Legard e il Marietto Veneziano hanno fondato assieme. Poi abbiamo Radiestesia, Radionica, Genesi e Medievale, in cui la fondatrice è Paola Chiarilli, la nostra Paola Chiarilli. In più abbiamo un sito, il sito del Capitano, .intervista. Ciao Michela, grazie di esserti unita. Abbiamo il sito del Capitano in cui ci sono più o meno, ciao Pierluca, grazie di essere qui con noi. Nel sito del Capitano ci sono più o meno una sezione di circuiti. Il vostro Marietto ha messo dal 2015 più o meno 20 ebook gratuiti di circuiti radionici, quadranti radiostesici. Ciao Anna, fra cui alcuni per riequilibrare i chakra, altri per situazioni delicate, via dicendo. Con tanto di istruzioni basta scaricare, sono gratis. Più c'è una sezione shop, ciao Angela, dove si possono praticamente scaricare, cioè una sezione shop non si può scaricare, ad esempio si può acquistare questo ciondolo magico dal costo di 150 euro più 10 euro di spedizione, che è un ciondolo che serve praticamente per protezione con 8 tipi di protezioni varie, da Giove a cerchio di fuoco e quant'altro. Bene, allora se volete fare una domanda, mi raccomando, nome, data di nascita e poi una domanda che abbia un senso compiuto. Vi ricordo che questa sera il Legard alle 21:30, per chi magari non riesce ad arrivare in tempo a questa live, Sibille Interattive gratuite, può venire. Bene, se qualcuno vuole fare qualche domanda, il vostro Marietto è qui per rispondere con le Sibille Interattive. E vedo già una domanda, ma prima di tutto salutiamo gli amici. Allora, Michela, Pierluca salutato, Anna, Angela e Lucia. Lucia del 66 per Antonio 64. Abbiamo una relazione di 4 anni, un po' in crisi. Voglio capire che intenzione ha nei miei confronti, grazie. Poi saluto anche Nella e chiaramente Michela. Ok, allora quindi poi una cosa, io rispondo secondo quello che riesco a vedere praticamente nella console che ho io di YouTube. Magari uno fa una domanda e la sua domanda arriva dopo di un'altra, ma io non posso farci niente perché vedo solamente quello che posso vedere. Quindi non è che cerco di saltare qualcuno, è proprio che non lo riesco a vedere. Bene, iniziamo con Lucia. La nostra Lucia del 66 ci chiede come va la relazione che è un po' in crisi, che intenzione ha nei tuoi confronti. È il nostro Antonio 64 e la nostra Lucia del 66. Vediamo un po'. Salutiamo anche gli amici che stanno lottando a Trieste nei vari porti, che so che alcuni ci seguono, no? Tenete duro perché il Marietto e Hilde sono sempre con voi. Bene, adesso mischiamo un po' per la nostra Lucia e Antonio. Sibille, ditemi fra Lucia e Antonio come andrà la situazione. Allora, messaggero e amica. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che riceverai dei messaggi, questo è il taglio, che è un taglio importante, perché riceverai delle comunicazioni importanti e sembra che o tu hai parlato con un'amica o un'amica cercherà di interagire, insomma ci sarà una terza persona che cercherà di dire qualcosa di positivo, spero di positivo, adesso vediamo il taglio. Un taglio comunque positivo in sé. Vediamo il nostro Antonio. Guarda Lucia. Allora, vediamo un po' la nostra Lucia com'è, perché
Allora, nel passato io vedo che la situazione è stata un po' burrascosa, perché vedo che c'è militare e deliranti in mezzo alla casa. Sembra quasi che la vostra solidità sia stata, tra virgolette, io non so, perché c'è anche una donna sposata, io Lucia non so se sei sposata, hai figli, però vedo lui pensieroso, vedo o c'è una donna, un'altra donna giovane, o tu sei una donna che si è data molto da fare per questa unione. Comunque nel passato la situazione sembra che sia stata un po' messa a rischio da delle persone che dicevano cose che non erano realistiche. Poi vedo che c'è una donna sposata e qui io non so se tu sei sposata, hai già dei figli e quant'altro, e questa potrebbe essere una figlia o potrebbe essere una donna che ha detto cose che non erano vero, giovane. Comunque io lo vedo Antonio, nel passato recente questo, molto pensieroso, vedi? Lo vedo un attimino pensieroso che cerca di risolvere delle situazioni. Ah, un'amica sua, ecco, Lucia, ecco, grazie di avermi dato un'imbeccato perché appunto c'era questa donna che diceva qualcosa, però vedo che non è che ha detto delle cose che siano tanto realistiche, ha detto un po' di cose che non erano vere, vi ha fatto un po' nervosire, vi ha fatto nervosire in segreto. Queste tre carte parlano quasi di un attacco alla vostra unione. Io non so se tu sei sposata, hai figli, però, cioè sposata, nel senso che hai avuto dei figli, però vedo che c'è anche una donna maritata qui, o lui è sposato, e lo vedo molto pensieroso. Quindi il passato, insomma, è stato un po' pesante, è stato un pochettino, insomma, sotto pressione. Nel presente io vedo le sibille ci stanno a indicare che la situazione effettivamente, vedi, tu mi hai detto che è in crisi, effettivamente sì, tutti e due separati, però vedo che lui, vedi qua, queste due carte sono il top, no, della crisi. Diciamo che lui, non dico che è un narcisista, però gli piace più prendere che dare, è anche un po' orgoglioso. Potrebbe esserci ancora un'apertura fra un po', però attenzione Lucia, perché non sono carte serene, sono carte un pochettino traballanti, no? Perché fanno vedere proprio che lui un po' orgoglioso, un po' uno che ha delle qualità importanti, sa sempre cadere in piedi, però attenzione che qua c'è un cambiamento. E potrebbe essere anche che cerchi ancora un piccolo momento di tranquillità. Perché? Perché io vedo che per voi ci sarà una, tra virgolette, riunione, riavvicinarsi, dettato più che altro da interessi fisici. Penso più che altro che lui, vedi, c'è la carta del ritorno, quindi è vero, siete un po' in crisi, però nel futuro prossimo sembra che ci siano dei interessi sessuali più che altro, vedi? Lui, il matrimonio vantaggioso e come si dice, la stanza, visto che la domanda era fra voi due e non altri. Però poi vedo che ci sarà qualcosa ancora nel futuro che ti farà stare male. Molto probabilmente ci sarà qualcosa che sarà impegnativo per te da superare, anche se ci sarà amore e lui capisce che tu sei una persona di gran valore. Quindi la situazione qui è chiara, l'hai detto anche tu, però morte e questa carta che è la superbia fa indicare che lui a un certo punto si sente un po' sopra le righe, però cercherà di ricucire, vedi che c'è il ritorno. Anche se non è mai andato via, si può dire, però diciamo che si rinfranca la situazione per degli interessi, ma anche per interessi fisici, sessuali, sentimenti forti fisici. Poi vedo che tu sarai ancora un po' triste, sebbene tu sia ancora innamorata, vedo che lui pensa a te come una persona nel futuro, massimo 6 mesi, come una persona importante nella sua vita, che puoi dargli molto. Però il problema cos'è? Tu mi hai chiesto cosa pensa. Leggerezza, ladro. Io penso che nella vostra vita, no, sia entrata di nascosto un'altra persona, molto probabilmente un'amica sua, vedi? Qua. E quindi lui qua cerca un ritorno
Ma non credo che sia una cosa molto stabile, perché vedi, un narcisista non è, e anche qui lui pensa che tu vali molto, però di nascosto, vedi, da lontano, di nascosto, avrà qualcun'altra, devi stare attenta. Comunque, nel futuro prossimo le Sibille mi dicono che avrai un ritorno di fiamma con lui, interessante, importante, per degli interessi estremamente fisici, sentimentali, ma poi dopo, purtroppo, entra in scena molto probabilmente nel futuro, massimo un anno, un'altra donna che molto probabilmente già è una sua amica. Bene, intanto salutiamo gli altri, Cristina, l'Angela, la Sally, la Zaira. Ok, bene. La Hilde è di là che sta facendo un consulto, vi saluta, chiaramente mi ha detto di salutare. Andiamo alla Michaela. Devo presentare una domanda per lavoro per me e per mio figlio in un ufficio per atti giudiziari. Andrea, importo, ma Michele, mi devi fare una domanda, non per te, per tuo figlio, o per te o per tuo figlio, perché se no non si può fare dividere una stesa in due. Allora, devo presentare una domanda per lavoro, per me. Per tuo figlio lo togliamo perché sennò non posso dividere le sibille in due. In ufficio per atti giudiziari, Andrea in porto, Michela. Allora, Michela del 73, Andrea. Andrea andrà. Allora, per atti giudiziari. Allora, tu fai una domanda di lavoro in un ufficio per atti giudiziari, chiedi se andrà in porto, per te e per tuo figlio. Vediamo se va in porto questa domanda che avete fatto, via. Per tutte e due. Cioè, per te perché sei quella che... guarda, perché non si può fare una domanda per due persone, lo fai per te o per tuo figlio. Via. Vediamo se questa domanda che hai fatto andrà in porto, per atti giudiziari. C'è qualcuno che rema contro, perché vedo un ritorno delle persone che rema contro. C'è qualcuno che non è contento di quello che state facendo. È una persona che conoscevi già. Vediamo un po'. Ti vedo malinconica. Guarda, Michela, allora la situazione com'è? La situazione è che tu sei speranzosa di questo progetto e anche tuo figlio sicuramente molto, molto attivo in questa direzione, ci tenta. Aspetta che vediamo un po', ma qui ha scritto ancora qualcosa? Ok, è un lavoro che serve al nostro ambito. Però vedo che c'è qualche dissapore per il lavoro, qualcuno che rema contro. Vedi il lavoro, tu sei molto speranzosa. Potrebbe nascere da lontano qualcosa, è un'opportunità, ma ti hanno detto cose che non sono realistiche, vedi? E tu sei molto, questa linea è presente, sei molto malinconica, sei molto... cioè non ci credi tanto in fondo, no? Sei come un funerale, però, e lo vedi, hai paura che vada via questa grande occasione. Però vedo nel futuro prossimo che c'è qualche opportunità, anche perché vedo che tu ti stai dando da lavorare. Però attenzione che ci vuole strategia e attenzione alle gelosie. Il finale com'è? Perché queste carte sta a indicare che qui ti hanno detto cose che non sono vere. Nel futuro avrai paura di perdere questo posto, però sembra quasi che arrivi questo posto, anche perché hai parlato con molte persone. Però attenzione alle gelosie, hai parlato magari nell'ambito delle tue amicizie. Sembra quasi che sfugga questo posto, però alla fine il contratto sembra arrivare. Quindi diciamo che ci sarà molta tensione, molte persone che faranno delle cose che non sono chiare, vedi qua? Tu che avrai paura di perderlo, sembra quasi che si avvicini e poi alla fine, anche se non è proprio quello che desideravi, vedo che un contratto di lavoro c'è, nel futuro prossimo, vedi? L'Imeneo casa ti darà forse la mano una giovane donna e direi che attenzione Michele, perché
molto probabilmente non sarà quello che ti aspetti, ma sarà qualcosa di positivo. Alla fine un contratto di lavoro arriva. E qui lo vedo che lo vedrai andare via quel contratto, però dopo si avvicina a qualcos'altro che, attenzione, dovrai usare strategie. Alla fine un lavoro, anche se non è quello che pensavi tu, sembra che si avvicini a te. Bene, andiamo avanti. Sì, più o meno arriverà, certo, sembra quasi che te lo vogliono rubare. Andiamo avanti. Nella, ciao Marietto, sono Febronia. Potresti guardare se ci sarà un incontro con Raffaele del 70. Allora, Raffaele del 70 e Febronia del 74. Ci sarà un incontro fra Raf e Febronia. Vediamo un po'. Sibille, ditemi se ci sarà un incontro fra la nostra Febronia e Raffaele. Guarda. Allora, leggerezza. Beh, vedo che Raffaele ci tenta, vede che sei una persona che ha delle qualità, ma lui pensa che tu sei troppo lontana per lui. C'è lui pensa molto positivo di te e vedo che la carta della leggerezza anche della lontananza sembra quasi che ti vede come inarraggiungibile, insomma sembra quasi che lui pensa che tu sei troppo per lui, ma vediamo bene. Ti vedo che sospiri, c'è qualche nemica, ma dai, allora su, non sono poi proprio una stesa. Allora, il passato sembra che potesse nascere qualcosa, lui ha lavorato molto per incontrarti, vedo. Forse è stato aiutato anche da delle amiche o tu da delle amiche, vedo che c'è stato del movimento, e però c'era, fammi un po' vedere l'età, perché io ho detto le date, però devo sintonizzarmi bene. Tu 73, aspetta, 74 e 70. Allora, saluto anche Manuela Nobile. Ciao Manuela. Allora, vediamo un po'. Qui la situazione com'è? È che c'è stato, molto probabilmente, è lui perché è anche più grande, vedo, e quindi sembra quasi che lui verso te abbia avuto, c'è stato il movimento, insomma, si è mobilitato per avvicinarsi a te. E c'è questo consiglio forse di qualche amico tuo o sua che ha lavorato insieme a lui. Nel presente io vedo che tu lo aspetti, hai paura di perderlo, molto probabilmente entrerà in scena anche un'altra persona che vi aiuterà, vedo che sei molto malinconica, perché vedi che è una persona che vale anche lui, no? L'incontro la vedo dura per il prossimo futuro, perché vedi c'è una donna che osteggia, Febronia, c'è una donna che osteggia e dice bugie, una donna pesante. E lo vedo lui che è un tipo pragmatico, quest'uomo qua, e lo vedo che sta ragionando sul da farsi, però nei tuoi confronti prova dei sentimenti importanti. Quindi ci sarà un incontro, per il momento subito no, perché vedi la linea del futuro, se ci sarà sarete attaccati, ci saranno delle bugie, lui cercherà, perché qui lui voleva incontrarti, ma qui vedo che lui cercherà di tirare le remi in barca e guardare quello che conta meglio per lui, e vedo che lui dei sentimenti forti per te ce li avrà, però attenzione che ci saranno dei blocchi, perché i blocchi vengono da qua. Quindi lui a un certo punto capirà che tu sei importante, e vediamo se c'è un incontro. La riunione artista, certo che l'incontro c'è, alla distanza entro un anno l'incontro ci sarà, e sarà un bel incontro. Attenzione però, perché lui è un pochettino narcisista, e vedo anche che tu sarai molto forte, speranzosa, l'incontro ci sarà, vedi? Queste carte qui fanno presagire un bel incontro, però non è per domani, e ci saranno delle donne, delle persone che si metteranno di traverso per bloccare questo incontro. Comunque sembra che lui alla fine ci tenga molto a te, Febronia. Non è per domani, ma l'incontro ci sarà. Sì. Andiamo avanti alla prossima domandina.
E salutiamo chi si è giunto ancora, Manuela Nobile, sì, Simonetta, ciao Simonetta. Andiamo avanti, dopo Lucia, Michele, Febronia, Cristina. Ciao Marietto, sono Cristina, troverò l'amore. La nostra Cristi è del 77, chiede se troverà l'amore. Vi ricordo che se volete la consulenza sono sempre 20 euro, 45 minuti. Il numero di telefono è sotto in descrizione, sia per me che per il De Garda. Vi ricordo questa sera alle 21:30 il De Garda, nel suo canale correspondibile interattivo e gratuito. Bene, vediamo per la nostra Cristina se ci sarà l'amore. L'amore sembra che ti sia stato rubato, sembra che l'amore vedi, la fortuna sembra che ti sia stata rubata, sembra che qualcuno nella tua vita di nascosto ti abbia rubato il tuo amore. Vediamo un po', cosa ci dicono le Sibille, se arriverà questo amore che tu speri. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' per la nostra Cristina. Beh, nel passato sembra che c'era qualcuno che voleva fare le cose serie con te e poi purtroppo sembra che sia successo qualcosa. Tu sei una donna che dai molto, sei una donna che attivi molto. Nel presente vedo che è tutto bloccato, vedi l'omaggio prezioso, il prigioniero, sembra che il tuo amore che c'è si è bloccato e tu sei lì che lo aspetti, lui è bloccato e ci sono persone che ti dicono delle bugie, attenta, vedi, che ti spiano, no? Ci sono delle persone che ti guardano, ti spiano, ti seguono. Tu sei però sempre speranzosa nell'amore, vedi? Potrebbe esserci qualcuno sul posto di lavoro o un libero professionista, oppure, perché io vedo 3 persone che ti stanno pensando, un libero professionista sul posto di lavoro, una persona che è già stato tuo fidanzato e una persona che non si sa bene che sta cercando di pensare a te. Di persone che si avvicineranno a te, vedi, ce ne sarà uno giovane con un cantastorie, poi ce ne sarà un altro che praticamente è un narcisista, però vedi, sono tutte persone che non vanno bene. Quindi l'amore, diciamo che c'è, però vedi, non è un amore serio, perché chiude tutto in disgrazie militari. Saranno degli amori segreti, nascosti, pieni di problemi, narcisisti, cantastorie. Non c'è proprio nel prossimo futuro, diciamo entro un anno, qualcuno di tu magari penserai che sia la persona giusta e lo stai aspettando, però il tuo vero amore è bloccato e gli altri ti spiano, magari un vecchio amore ritorna, un libero professionista, qualcuno che lavora con te, se tu lavori ti sta pensando, però vedi cantastorie, artisti, tutti bloccati e cercano solamente cose nascoste. Quindi non lo vedo subito un amore caliente, un amore vero, un'anima gemella. Vedo più che altro gente che fa perdere tempo entro un anno, quindi stai bene attenta a chi incontri. Vediamo un po' se c'è ancora qualche domandina. Anna, si farà risentire Domenico, lui del 66, io del 67. Lui è impegnato e viviamo distanti. Bella domanda di Anna, chiara, Anna del 66 e lui del 67. Vediamo se si farà risentire. Vediamo un po' se si farà risentire la nostra Anna. Allora, sembra proprio di sì, sembra proprio che si voglia fare sentire, perché queste 2 sibille stanno a indicare che vorrebbe fare sentirsi il ritorno, è sempre una persona del passato che torna e in grande allegria. Quindi il taglio è estremamente, ma estremamente positivo. Vediamo un po'. Ma guarda, il passato non era male, a parte il problema
appunto della moglie che diceva tutto contrario di tutto, c'è stata passione fra voi due, 3 belle carte che indicano che anche lui era molto motivato. Il presente c'è un blocco tremendo, la morte, la gelosia, tu che lo aspetti e lui che ti pensa. Cioè, siete tutte e due che vi pensate. E molto probabilmente fra un po' riallaccerai un dialogo per avere un rapporto, un flirt con lui di nuovo. Però attenzione che sarete attaccati da una donna, sarà un flirt nascosto, vedi? Lui continuerà sicuramente a sviolinarti nel futuro e vedo anche però che è un'attitudine narcisista, è meglio perderli che trovarli quelli lì, perché dicono tutto al contrario di tutto. Quindi attenta. Il ritorno ci sarà? Il ritorno, l'idea c'era, però vedi, disgrazia militare, amica, dottore, sembra che deve essere ricucito bene perché ci vorrà forza e attenzione che c'è un blocco importante. Quindi le sibille ci indicano che fra un po' lui tornerà, cercherete un flirt, poi sarete attaccate, sarà un flirt nascosto, un flirt clandestino, lui farà le sue sviolinate e però è un tipo che gli piace più prendere che dare e poi ci sarà di nuovo un blocco tremendo, no? E c'è amica dottore che molto probabilmente un'amica cercherà di ricucire fra voi due, però io vedo che più che un tipo che gli piace più prendere che dare, non è stabile. Anche qua vedete ci sarà sicuramente fra voi due di nuovo un dialogo, un flirt, ma vedete sarete attaccati da una donna molto probabilmente la consorte, quindi è un ritorno zoppicante, non è un bel ritorno tosto, non è un ritorno corposo, è un ritorno che ne vuole approfittare. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Angela, tanto saluto anche Zaira, ciao Zaira, e saluto, vediamo un po', Nadia Montagnier, sì, Nadia Montagnier che si è giunta alle nostre amicizie, e andiamo con la domanda di Angela. Angela 67, mi fanno il contratto, Angela mi fanno il contratto. Vediamo un po' se la nostra Angela fanno il contratto. Vi ricordo questa sera Sibille Interattive di The Guardian 21:30 sul canale, non perdetelo, mi raccomando. Vediamo se la nostra amicizia fanno un contratto. Ma vedo che speri, ci stai sperando, però potrebbe essere anche un'opportunità, però ci sono molte cose che non hanno detto chiaro. Vediamo il taglio che è un pochettino, vedo che sei anche un po' giù di tono. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Nel passato vedo che nel passato vedo che c'è stato dei rapporti in cui ti hanno promesso magari qualcosa, però sei stata delusa. Nel presente vedo che ti dai da fare, cerchi nuove soluzioni, hai avuto dei messaggi, sei aiutato dalle amiche. Qui vedo un colpo di fortuna e tu sei vittoriosa. Sembra quasi quasi che il contratto sia lì, però vedo che qualcuno sta rimando contro e vedo anche praticamente che tu lo stai aspettando. Vedi, ti arriverà una lettera che tu stai aspettando. Il contratto, gelosia, non sarà quello che pensi tu. Sembra che il contratto, cioè conversazione, leggerezza e viaggio, non mi dà proprio la conferma di un contratto. Sembra quasi che non vedo neanche che sia tagliato questo contratto, vedo che tu lo stai aspettando, vedo qui che nel futuro prossimo molto probabilmente avrai qualcosa e tu sarai vittoriosa, però vedo ancora gente che spia, che è contro questa lettera del contratto che ti arriverà, poi gelosia, conversazione, leggerezza, è ancora tutto in dunque, sembra quasi che ci sia un cambiamento in senso positivo, però attenzione che c'è cioè normalmente se ti fanno un contratto non avrà le clausole che speri tu, se
comunque le sibille non mi dicono chiaramente che il contratto c'è. Vedo che sei molto positiva e fra un po' riceverai delle notizie positive per quanto riguarda il lavoro. Poi vedo che qualcuno staggerà o ti verrà contro, però riceverai delle belle notizie, molto probabilmente, e che però purtroppo non saranno come quelle che ti aspetti tu, perché vedo perdite di soldi nel contratto. Magari ti offrono un contratto diverso, un contratto che viene anche da lontano, poi tra l'altro. Non sembra un contratto che sia per te vicino, nel senso magari un posto lontano di lavoro o una società lontana. Allora, vediamo la prossima domanda. Non so. Angela del 67. Ah, Angela, scusate, già risposto, scusate. Sally. Allora, Sally vuole sapere se per Federica ci sono negatività. Beh, Sally, vediamo un po'. Le negatività, senti Sally, faccio 7 carte perché la negatività è una domanda secca e per Federica del 90. Sally chiede per Federica del 90 se ci sono negatività per questa ragazza. Vediamo un po' se ci sono delle negatività per la Fede del 90. Allora, è pensierosa, sembra appunto che per Federica bisogna fare qualcosa ed è in pensiero, cioè sono delle carte impegnative queste, perché quando esce il dottore, no? Sembra che qualcuno deve arrivare in soccorso e non sa come proteggerla, Federica, vedi? Sembra quasi che ci sia qualcosa da mettere a posto per Federica. Vediamo un po' 7 carte, altro che se ci sono negatività, guarda un po'. E guarda, io adesso ho fatto 7 carte perché sono più sintetiche e danno subito l'idea. Io vedo che qui lei è stata attaccata di brutto in modo corpulento da una donna e poi ci sono state persone che gli hanno detto tutto il contrario tutto degli uomini, ma poi vedo che queste persone erano narcisiste, tentavano i loro affari, gli hanno fatto anche dei test e vedo che lei si è ammalata, cioè è andata giù di abbattimento morale, è andata giù, vorrei che sia andata anche a farsi fare un esorcismo o qualcosa da un prete, perché vedo anche il prete che era giù di morale. Comunque l'attacco è venuto da una donna e attenzione, molto probabilmente è una donna sposata. Se c'è, adesso io non conosco bene Federica, però effettivamente la negatività c'è, dovuta da una donna che non ha avuto sicuramente pietà, magari è andata da persone che gli hanno detto delle cose, però poi vedo che lei si è abbattuta ancora di più. Quindi sì, negatività, le sibille, vedi, nemica. Le sibille mi fanno capire che è stata attaccata sicuramente da una donna, sì. Sembra di sì. E attenzione che è entrato in scena anche o un sacerdote o un giurista o un militare, insomma è entrato in scena qualcuno per aiutarla. Però attenzione che potrebbe essere anche sposata quella donna che ha portato negatività. Almeno Federica sembra sì, è negatività, poi non so che cosa ha fatto quella donna lì, ma sicuramente non era Padre Pio. Allora andiamo avanti. La Zaira, la nostra amica Zaira, novità in amore, Zaira dell'80, vediamo la nostra Zaira dell'80 e questo faccio intera perché chiaramente è più complessa. Novità in amore, vediamo un po' la nostra Zaira. Beh, c'è qualcuno che ti pensa fortemente, ma pensi anche tu a lui e hai paura di averlo perso. Vedi, sembra quasi un funerale, no? Però vedo che anche lui ti sta pensando in modo costruttivo. Vi pensate tutte e due, vediamo un po'. Sei una donna forte, tu, tanto che... Guarda, allora, le sibille sono positivi. Nel passato che qualcuno ti ha rubato qualcosa che stava per nascere, ti spiava,
ti spiava e poi molto probabilmente la tua relazione è finita e per quella persona è stato un funerale, cioè io vedo 3 carte impegnative, no? Qualcuno che ti spiava, di nascosto ti voleva rubare molto probabilmente il compagno, l'uomo, ed era una donna molto probabilmente, una donna giovane, più giovane di te o giovane, insomma, no? Una cosa fresca, diciamo così. No? Nel presente, novità in amore, vedo che c'è uno giovane, no? Tu sei sempre disponibile, aperta a nuove conoscenze, magari ti sta aiutando un'amica o qualcuno ti ascolta. Fortuna, sembra che la fortuna si stia avvicinando a te, Zaina, perché sei una donna forte. Però attenzione, è un libero professionista che è un bugiardo. E invece incontrerai invece una persona più grande di te che ti vorrà bene e vorrà fare un fidanzamento. Sono 2 persone, uno un libero professionista alla larga e invece una persona più grande che è veramente un gran signore e vede fare molto probabilmente un fidanzamento nel futuro, massimo un anno. Attenzione però perché tu stai aspettando ancora qualcuno che sta lavorando per raggiungerti, però attenzione che lo vedrai andare via. Quindi sembra che tu sei legata a una vecchia conoscenza, a un vecchio amore e lui sta lavorando, però attenta perché lo vedrai andare via e si bloccherà tutto. Mentre molto probabilmente io vedo che qui tu avrai un'unione con una persona più grande di te che ti vorrà bene, ti amerà e molto probabilmente cercherà una cosa seria. Invece un libero professionista che incontrerai fra poco, lascialo perdere perché ti riempirà di bugie. Quindi sì, ci sarà sicuramente qualcosa di importante. Poi attenta perché tu sei legata ancora a un passato di una persona che sta lavorando, ma che poi, lavorando per ritornare, ma che poi non porterà frutto. Sarà tutto bloccato. Andiamo avanti. Michele saluta, magari basta, sì. Manuela fa la domandina. Saluto la Nadia, ma vediamo la nostra Manuela. Manuela, mi devi dire l'età. Allora, Manuela Nobile, una domanda veloce, faccio 7 carte, vediamo come andrà la sua situazione economica. Naturalmente Cristina ringrazia, poi c'è Nadia, facciamo la Manuela, Simonetta, poi Nadia. Manuela del 96, giovanissima, quindi 96, una ragazza, è una giovanissima, vediamo come andrà la sua situazione economica. Ma sembra che debba, attenzione però, perché sembra che stai per perdere un affare. Attenzione, il taglio indica che stai per perdere un affare o perderai soldi in un affare. Un po'. Fammi un po' vedere che mi sintonizzo bene sulla nostra amicizia, che voglio vedere bene la Manuela Nobile come situazione lavorativa e la Manuela del 96. Allora, io vedo qua che nel passato ti è stato prospettato qualcosa che poi forse un lavoro che avevi già fatto, non era, c'erano troppe favole, no? Tu sicuramente sei partita con entusiasmo, ma poi finito male. Quindi si vede che è l'ultimo lavoro che hai fatto, o un lavoro che hai fatto. Adesso invece vedo che la fortuna da lontano sta arrivando e ci sarà un cambiamento. Quindi vedo un uomo, un gran signore che ti aiuterà, ti farà fare molto probabilmente un esame, un test, no? Ti vuole aiutare, perché vede che sei una persona dinamica. Però attenzione, perché vedo che potresti avere delle problematiche. Quindi sembra che nel futuro prossimo una persona grande ti darà una mano perché vede che sei una persona che, ma devi superare un test, devi essere sempre disponibile.
attenta che molto probabilmente ci saranno dei rimpianti per delle situazioni che potrebbero venire. Il lavoro quindi dovrebbe migliorare, riceverai anche dei messaggi importanti, delle raccomandate. Poi il finale è com'è, tu che speri, no? Ci sarà, speri che qualcuno metta a posto questa situazione del messaggio, ci sarà qualcuno che ti darà una mano sul posto di lavoro. Quindi io penso di sì che la situazione in futuro migliorerà economicamente, anche perché vedi, o tu o qualcuno ti darà una mano a migliorare. Fra un po' conoscerai una persona, un gran signore che ti aiuterà in modo corposo, supererai un test, e però io vedo che ci saranno delle problematiche per questo test, e poi dei pensieri, quest'uomo che ti aiuterà molto probabilmente sarà in pensiero, tu aspetterai, però qualcuno ti aiuterà per il lavoro. Quindi sì, il lavoro dovrebbe migliorare. Sotto il profilo lavorativo dovreste avere la mano da una persona importante che cercherà di aiutarti. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Emanuele abbiamo risposto. A Simonetta, ciao Marietto, vorrei sapere del lavoro se andrà in porto un'offerta per lavoro magazzino. Simonetta 66, anche la Simonetta per il lavoro magazzino. Vediamo un po'. Simonetta per il lavoro in magazzino. Prego Manuela Mobile, prego. Ok, andiamo a vedere per la nostra Simonetta se ci sarà un'evoluzione per il lavoro in magazzino. Ma estremamente positivo. Guarda, faccio 7 carte perché non vorrei che poi... Allora, meglio di così è impossibile. Amore e stanza. Vediamo le 7 carte. 3, 4, 5, 6. Guarda, il taglio era positivo, però tutto il resto, mannaggia, c'è solo il contratto, però vedi... perdite di guadagno, blocchi. Guarda Simo, quel posto lì di magazzino lascio stare se te lo offrono, perché vedi l'esame, pentimento, lo perderai molto probabilmente. Il taglio era propositivo, molto probabilmente quando hanno deciso di dartelo erano tutti motivati, però dentro quel lavoro lì non c'è una carta a parte di Meneo che sembra, e tu o una persona che ti aiuterà, però vedi morte, gelosia, falsità, vedo. No. Non vedo che quel lavoro lì sia, magari te lo daranno, però sarà un inferno. Non andare assolutamente a quel posto lì, perché è una situazione estremamente, cioè non è uscita una carta, una bella su 7, quindi praticamente il 95% di... Insomma, stai dove sei, va? Simo, è meglio. Vediamo un po' la Nadia. Vorrei conoscere. Nadia, la data è 62. Va bene. Nadia, alle 62, facciamo lì anche 7 carte, perché adesso è più di 43 minuti che faccio le sibille, quindi il Marietto incomincia a perdere energia. Come va? Vedo che messaggi, attenzione però, attenzione che mi sembra un pochettino narcisista, vedi? Il messaggio c'è, la comunicazione c'è, una persona che ha delle qualità, però stai attento, e anche lui sta pensando di incontrare. Di nascosto però, attenzione, 1, 2, 3. Guarda, attenzione questo qui. Fammi un po' vedere bene la storia, Nadia. Stai attenta, perché anche se ci sarà l'incontro, lui sta pensando di incontrarti, anche tu sei speranzosa, però vedi, ci saranno delle cose che sono estremamente negative. Il militare, il dispiacere, ladro, forse l'amica ti aiuterà, ma lascia stare, non c'è niente di buono. Sono delle carte estremamente negative. Cari amici, io sono arrivato alla fine, vi ringrazio, vi ricordo che per chi non ho risposto oggi risponderemo questa sera con il Legarda alle 21:30 nel suo canale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!